Quel che era nel bosco navigherà sul Brenta assieme agli spiriti delle foreste, che eviteranno secche e gorghi manovrando abilmente le vele e il timone, perché niente si crea e niente si distrugge, tanto nella realtà dei boschi flagellati da Vaia, quanto nel mito di una regione che a volte dovrebbe fermarsi ad ascoltare le voci del Salvanello o del Mazariol, che ci consigliano di rallentare il passo. Fra sogno e veglia veleggia sicura Arca Luna 20, la barca che Vittorio Riondato sta costruendo con materiali di recupero, come i rami schiantati da Vaia, per discendere il Brenta portando un messaggio di speranza e rinascita. La natura è rinascita, un po' di retorica, però è rinascita, la barca ha una sua simbologia, poi ognuno ci mette, la barca è una culla, tante cose. Per il momento Arca Luna 20, preceduta da molte altre barche con lo stesso nome e dal destino ogni volta diverso, non è altro che una sagoma disegnata con il gessetto sul pavimento del laboratorio di Vittorio, ma diventerà realtà come tutte le Arca Luna che l'hanno preceduta. È qualcosa che hai dentro, lo fai proprio. Anche ieri sera non ho dormito fino a un certo punto, ho letto un libretto e dopo mi sono messo a disegnare. Ma una cosa che vorrei affermare, è un termine un po', è con questa imbarcazione fare un percorso storico che è del passato, il presente e il futuro. La barca verrà varata a metà settembre a Campo San Martino e a chi muove qualche obiezione sul fatto che un fascio di rami di abete possa galleggiare, il signor Vittorio, professore di ginnastica in pensione, svela un segreto. Ecco perché, sempre parlando di riuso dei materiali, Arca Luna non affonda. Degli riempirò, descoasse, squassarte, in quanto, ho già fatto una prova cosiddetta idrostatica, galleggia, ossia, metti caso 60 centimetri, per 40 ben pressata, il secco galleggia. Già provato, il signore, devo fare con il signore, eccetera, sono andato in Bacchiglione, ho fatto le prove idrostatiche. Tenuta a galla dalle scoasse e sorretta dalla forza di volontà del visionario che la sta costruendo, Arca Luna 20 porterà i suoi spiritelli a spasso per il Veneto d'acque per ricordarci ancora una volta chi eravamo e cosa rischiamo di perdere se non lasciamo entrare un po' di sogno nella nostra ragione quotidiana.